territorio. Non possiamo affrontare il tema delle funzioni centrali senza partire da un avvenimento importante, come la firma della preintesa del 21 dicembre ultimo scorso. Con l'ipotesi di contratto del personale delle funzioni centrali si adeguano i tabellari, si prevedono nuove opportunità di sviluppo professionale, economico e di carriera, tutti obiettivi previsti nella nostra piattaforma e richiamati nell'accordo del 10 marzo. Un grandissimo risultato mai scontato, frutto di grande impegno e di capacità di chi ha saputo al tavolo tenere relazione senza mai perdere di vista i nostri contenuti. Un grazie a tutta la nostra riconoscenza alla Segreteria Nazionale e in particolare all'amico Angelo Marinelli. Dal punto di vista più generale, in questi anni abbiamo assistito a numerosi cambiamenti che hanno interessato il mondo di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Appare evidente in particolare l'arretramento fisico delle amministrazioni centrali, che nonostante le proteste di enti locali e cittadini hanno visto contrarre la presenza nei territori, soprattutto quelli più periferici, dove si è proceduto alla chiusura di sedi uffici. La logica prevalente è la riduzione dei costi, poiché la pubblica amministrazione viene sempre e solo rappresentata come un costo. Ha avuto la meglio rispetto all'attenzione alla prossimità e alla garanzia di offrire uguali opportunità di accesso. Non sempre quindi le riorganizzazioni sono state condivise dalla CIR Funzione Pubblica, ma se la continua attenzione e la competenza dei nostri segretari nazionali ci ha permesso di limitarne gli effetti negativi, questo è stato possibile perché è sempre stato mantenuto un costante contatto con la nostra base, recependo nelle istanze non solo orientate a tutelare le condizioni di lavoro, ma spesso anche rivolte a denunciare le carenze del sistema. Abbiamo molto a cuore la qualità di tutti i servizi erogati dalla pubblica amministrazione, tutti a qualsiasi livello e articolazione, e la considerazione e la valutazione che ne fanno i cittadini. E non solo perché siamo un sindacato confederale, attenti quindi al bene della comunità e a garantire le condizioni per la crescita e lo sviluppo del Paese, ma perché siamo consapevoli che il giudizio positivo o negativo che essi esprimono viene rivolto inevitabilmente ai lavoratori stessi, mentre molto spesso i ritardi e le inefficienze sono determinati da procedure complesse, dalla scarsa capacità di comunicazione fra le diverse amministrazioni, da un apparato di norme e di disposizioni poco chiaro, a volte contraddittorio. Inutile dire che anche queste amministrazioni hanno dovuto fronteggiare la straordinarietà di quello che abbiamo vissuto nell'ultimo biennio. Una straordinarietà che purtroppo prosegue e che comporta continui cambiamenti, incrementi di attività rispetto ai compiti assegnati e frequenti adattamenti organizzativi alla gestione. Sono emerse in tutta la loro nitidezza le difficoltà di una pubblica amministrazione che non sa stare al passo con l'evoluzione tecnologica, non in grado di sfruttare al massimo le opportunità che gli strumenti informatici oggi offrono anche al fine di universale collocazione e organizzazione del lavoro. Come in tutta la pubblica amministrazione, anche in questo comparto si registra, con scarsissime eccezioni, una carenza di personale che si attesta mediamente intorno al 30-40%. L'età media è sempre più alta, scarsi i nuovi inserimenti, mentre è urgente procedere ad assunzioni di giovani a cui gli operatori esperti possono trasferire le competenze specifiche, così da non perdere quel patrimonio di esperienza accumulata negli anni ed assicurare efficienza nell'erogazione dei servizi. A titolo esemplificativo riportiamo alcuni dati relativi all'INPS del Veneto, dove sono aumentati in maniera esponenziale i carichi di lavoro e continuano a diminuire i dipendenti. Nel periodo che va dal 2015 al 2021 il personale si è ridotto di 382 unità, pari al 21% dell'organico. Il dato è preoccupante. L'età media è così elevata che nonostante l'inserimento di 263 funzionari nel 2019, il saldo resta negativo e l'emorragia non viene contrastata con ulteriori assunzioni, pur sapendo che i servizi da erogare sono in costante crescita. Anche ai colleghi dell'INPS va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto durante la pandemia per erogare servizi, in particolare quelli relativi al sostegno al reddito, rilevatisi indispensabili per venire incontro alle difficoltà economiche che molte famiglie vivono. Noi non abbiamo mai fatto mancare il sostegno e la vicinanza a questi colleghi, così come a quelli degli altri comparti, e non smetteremo di farlo, soprattutto quando sono oggetto di ingiuste accuse
e quando per colpa di pochi disonesti si dà una rappresentazione falsa e distorta del lavoro di migliaia di operatori. E tutto per becere questioni di consenso e di posizionamento politico. Determinate magari da improvvide e avventate esternazioni di alti dirigenti e di politici che in un momento di effimera vanagloria annunciano obiettivi irraggiungibili, illudono colpevolmente i cittadini e espongono i dipendenti alla pubblica gogna senza che si sappia in realtà il ritmo, il carico e le condizioni di lavoro sopportate.